Blog Sicilia, AMT, si dimette il presidente Puccio La Rosa. La decisione, spiega in una nota lo stesso La Rosa, nasce dall'esigenza di modificare in tempi brevi lo statuto della società per ottemperare alle modifiche imposte dalle recenti normative sulle aziende partecipate e soprattutto, poi sottolinea, agli adeguamenti dettati dalle nuove necessità societarie. In questo contesto, infatti, spiega, considerato l'atto di citazione con il quale il collegio sindacale dell'azienda ha impugnato del tutto illegittimamente e infondatamente la delibera di nomina del nuovo CDA del 22 settembre scorso, al fine di evitare anche solo potenziali conflitti di interesse o strumentalizzazioni o dietrologie o faziosi attacchi politici all'azienda, all'amministrazione comunale e alle nostre persone, l'ingegnere Mandarano ed io, conclude La Rosa, abbiamo ritenuto opportuno, nel superiore interesse della società e della comunità cittadina, rassegnare le nostre dimissioni dall'incarico di presidente e componente del CDA di AMT Catania, per consentire all'Assemblea dei Soci e al Comune di Catania di adottare in totale e serena autonomia tutte le necessarie decisioni in ordine alle modifiche da apportare allo statuto societario.